scrittore agrigentino Pascal Schembri è impegnato in un tour estivo di presentazione di alcuni nuovi suoi libri. Lo scrittore Pascal Schembri, autore recentemente di altri libri, che peraltro saranno presentati prossimamente nell'Agrigentino. Effettivamente domani sera a Naro, col Comune, al Castello di Naro, presenteremo due libri. Mistero Aix-les-Bains, l'ultima avventura di Gustavo Rolle. Questo libro è nato grazie all'albergo termale di Aix-les-Bains, perché io dopo 13 anni di frequentare questo albergo per motivi termali, il proprietario mi ha detto che nella camera 320, che io amavo tanto, era la camera dove soggiornava sempre il nostro Gustavo Rolle, anche se molte persone oggi non si ricordano di lui, ma era un personaggio straordinario. E quindi ho creato questo romanzo tramite le inchieste che ho fatto su di lui, e dopo ritroviamo tutti i personaggi, poeti, scrittori del 1900 fino al 1940, dopo la guerra. Ecco, questo è Mistero Aix-les-Bains, l'ultima avventura di Gustavo Rolle. Invece il secondo è Disavventure di un ipocondriaco seriale, è un'inchiesta su un soggetto che normalmente dicono che è ipocondriaco, ma lui, penso, io l'ho conosciuto, quindi penso che non è un ipocondriaco, lui ce l'ha con la malasanità, sia francese che anche italiana, perché dopo quello che lui mi ha raccontato, dalla sua tenera infanzia ha avuto dei problemi. Ecco. Dopo invece L'Odissea di un cardinale è un thriller ambientato in Sicilia, i personaggi dopo si spostano naturalmente, Roma, in Africa, in America, e c'è questo monsignore, uno dei personaggi che costella tutta la storia, diciamo, di questo libro. E invece quello che abbiamo presentato l'anno scorso, La libertà non è di questo mondo, anche questo è un thriller, però ci sono tre generazioni, quindi c'è Jacqueline, Milena e Anna, in questo libro si parla della tratta delle bianche, si parla della violenza naturalmente, soltanto che tutte e quattro hanno in comune che alla fine i personaggi ritrovano la loro dignità e il loro amore. Peraltro anche ad agosto presenterete gli ultimi libri. Sì, anche ad agosto con il comune di Realmonte, il mio paese, presenteremo questi libri a Long Beach, vicino alla Scala dei Turchi, e dopo andrò a Catania. Il 3 agosto, martedì 3 agosto, a che ora? Alle 20, e domani sera e alle 20, anche alle 20 a Naro. E dopo naturalmente faccio il giro a Catania, a Palermo, a Mazara del Vallo.